Il Milan di Allegri mi fa proprio ridere. Mi dispiace in realtà tantissimo per i tifosi milanisti perché meriterebbero ben altro. E ragazzi, il Milan non mi fa ridere probabilmente per le cose che pensate voi, ma il Milan mi fa sorridere veramente per una serie infinita di fattori. A iniziare dal fatto che naturalmente parliamo di una squadra che quest'anno non ha dovuto giocare le coppe come tutti ben pensiamo e che sin dall'inizio del campionato non veniva, come dire, non veniva messa in conto per vincere lo scudetto, cioè nel senso non è stato come il Napoli di Conte l'anno scorso, che non giocando le coppe, Conte doveva, anche per la sua storia, per forza vincere il campionato. Perché una partita a settimana, l'allenamento nella settimana tipo, poteva curare tutte le partite, tutti i dettagli, insomma, per preparare la gara. E quindi il Napoli l'anno scorso doveva praticamente per forza vincere lo scudetto, perché o vinceva lo scudetto o era un fallimento. Quest'anno la narrazione per il Milan non è stata esattamente questa, e questo è uno dei primi motivi per cui il Milan di Allegri mi fa sorridere, no? Insomma, mi fa ridere perché come cambia la narrazione in Italia, insomma, a seconda delle situazioni, a seconda magari della persona, in questo caso parliamo di allenatori, a seconda magari della squadra, insomma, della storia della squadra o delle aspettative per qualche motivo. Insomma, ripeto, forse per i tifosi del Milan c'era questa idea di provare tendenzialmente a dare più fastidio possibile all'Inter, oppure di provare addirittura a vincere il campionato non avendo coppe, considerando sempre la storia del Milan, mentre per la narrazione italiana c'era stato qualcuno che aveva boccato, insomma, l'idea, ma in maniera molto blanda, senza dare troppe pressioni. Mentre, ripeto, sostanzialmente l'anno scorso per il Napoli, che veniva da un 10° posto, l'anno prima, sembrava quasi obbligatorio, insomma, vincere il campionato. E quindi già partiamo da questo presupposto. E quindi continuando su questo discorso, resto agganciato alla narrazione tossica, insomma, che abbiamo in Italia, e che poi è uno dei problemi per cui il nostro calcio spesso non evolve, il che non significa per forza fare un gioco spettacolare, no? Perché adesso ormai c'è, come ben sapete, questa cosa tra questa faida tra giochisti e non giochisti, insomma, giochisti e contropiedisti, giochisti e difensivisti, non so, ditela come cazzo vi pare, tendenzialmente a me non me ne frega niente, ma semplicemente il calcio in Italia, la cosa peggiore è che non solo non evolve, ma non resta nemmeno in qualche modo, non prova nemmeno a restare ancorato alle proprie tradizioni. E lo stesso calcio di Allegri, che sta proponendo al Milan e proponeva in realtà anni fa già alla Juventus sostanzialmente, è un calcio comunque molto monocorde, un calcio piatto tendenzialmente, un calcio che non fa mai cambiare marcia alla propria squadra, che è una squadra che gioca sempre più o meno sullo stesso ritmo, che se non ha un fenomeno, chiaramente nome a caso, al centrocampo in questo caso, come Modric, che magari ti inventa la giocata, che magari ti cambia il ritmo in quella porzione di partita, in quel millesimo di secondo per farti magari, ma per mandarti in porta un giocatore o per magari provare a dare una sterzata alla partita, è un Milan, insomma, è una squadra che alla fine, ripeto, resta piatta e che non riesce, insomma, come sta accadendo soprattutto in questo fine campionato, non riesce a portare a casa le partite, non riesce a portare a casa punti perché non ha nulla, non ha nessuna tipologia di gioco in particolare se non attendere e provare poi a ripartire a fare qualcosa davanti, che pur non sarebbe male, nel senso che la storia italiana, la tradizione italiana calcistica naturalmente ci porta ad avere insomma una storia di difesa e contropiede che però è ben strutturata tendenzialmente quando la si applica bene, cioè una difesa solida, si prende la palla e si riparte in contropiede però con degli schemi precisi, insomma con delle giocate precise, cosa che comunque anche il Milan, almeno dal mio punto di vista ragazzi, chiaramente non ha. E in ultima battuta, il Milan mi fa sorridere molto, naturalmente, sempre perché lo collego, comunque sempre, faccio il parallelo sempre, scusate, con il Napoli di Conte. Perché Conte ha sicuramente tanti difetti, lo sappiamo, come anche tanti, tanti pregi, e la società Napoli uguale, insomma, ha tanti, De Laurentiis ha tanti pregi come tanti difetti.
Però il Milan di Allegri mi fa sorridere perché solo adesso si inizia a parlare, non dico di fallimento, ma di una situazione strana. Secondo me stanno rasentando il fallimento, per me il Milan sta rischiando di non entrare in Champions, è crollato anche tardi dal mio punto di vista perché avevo previsto questo crollo che sta avendo il Milan di Allegri molto prima, molto molto prima. Quindi, insomma, ha mantenuto, è riuscito a resistere più di quello che pensavo, ma sempre perché il campionato italiano è un campionato comunque di molto basso livello al momento, dal mio punto di vista. E facendo il parallelismo con Napoli di Conte, sembrava fino a qualche settimana fa che il Milan di Allegri fosse un miracolo e che il Napoli quest'anno di Conte fosse stato un totale fallimento a livello stagionale. Cosa totalmente allucinante, ragazzi, per le due situazioni opposte che comunque hanno vissuto le due squadre. È chiaro che il Napoli partiva con un'altra aspettativa, no? Anche io avevo aspettative diverse per questa stagione. Poi sono successe una serie di cose, insomma, una serie di infortuni allucinanti, assurdi e infiniti, di chi sia la colpa. Forse un giorno lo scopriremo, ma non è questo il video in cui parlarne. Però, con tutte le vicissitudini che ci sono state, io mi permetto di dire che comunque Conte ha fatto un altro miracolo quest'anno. Ha fatto un altro miracolo perché il Napoli è secondo, giocherà stasera, comunque andrà alla partita, resterà secondo. Se vincerà la partita avrà quasi praticamente ipotecato, se non ipotecato, la Champions League. Quindi stagione dal mio punto di vista in campionato regolare dopo aver vinto lo scudetto l'anno scorso. Lo scudetto l'ha vinto quest'anno la squadra più forte che l'Inter. Penso che nessuno abbia da dire nulla in merito da questo punto di vista. Cammino sicuramente poco bello in Champions, lo sappiamo, speriamo di fare una figura migliore l'anno prossimo, ma io penso che sia un campionato, sia una stagione comunque non fallimentare, perché poi dipende dalla narrazione che ne vogliamo fare. Per me non è una stagione fallimentare, poi i media continuano a raccontare altre cose. Mentre per il Milan, che non aveva le coppe, che è una storia leggendaria, ragazzi, perché il Milan ha una storia leggendaria, 7 Champions vinte, 19 campionati, insomma, una serie infinita di trofei, una storia fatta di fenomeni, ma è una società che non riesce assolutamente a riprendersi. E quest'anno, con l'arrivo di Allegri, prendi Modric, e per carità a 40 anni, però fino all'infortunio, diciamo, ha dimostrato che in Serie A, insomma, ci può sguazzare tranquillamente, dato il livello della squadra. Hai comunque giocatori di un certo livello, nonostante mentalmente non siano nessuno, ma anche qui non è il video in cui parlarne, nome a caso Rafa Leao. Il Milan di Allegri doveva essere l'anno della rinascita, l'anno in cui provavi, dato che era una partita a settimana, a dare fastidio all'Inter, ma restavi lì. E invece sta rischiando di scivolare addirittura al quinto posto, quindi addirittura rischiando di non prendere la Champions League. E l'unica squadra che secondo me che gli potrebbe togliere la Champions potrebbe essere la Roma, perché il Como non credo voglia arrivare in Champions per una serie di situazioni. Quindi secondo me ci saranno un paio di inciampi nel Como nelle ultime due partite di Serie A. Vedremo. Comunque ragazzi, ripeto, il Milan di Allegri mi fa molto ridere anche per tante altre cose, per tante gestioni che ha avuto all'interno dello spogliatoio con la comunicazione, insomma Allegri sembrava essere arrivato il padre di tutti, insomma, di tutti i milanisti, il Gesù sceso in terra. Ragazzi, alla fine è un allenatore che, come tanti altri, se non ha un gruppo di giocatori veramente forti, non riesce a vincere, non riesce a costruire nulla di che, non riesce soprattutto a far cambiare marcia ai giocatori, cioè a valorizzarli in qualche modo. E faccio solo questa parentesi, perché secondo me comunque alla fine è dovuta. Ehm, la parentesi di Rafa Leao, no? Insomma, è l'ennesimo allenatore che non è riuscito a entrare nella testa di Leao, che non è riuscito a metterlo nelle condizioni di giocare bene, soprattutto non è riuscito proprio a entrare nella testa per fargli cambiare marcia a livello proprio professionale, perché Leao ha un talento infinito, nessuno l'ho detto anche nel video in cui parlavo di Quara, nessuno lo mette in dubbio, il problema è mentale, il problema è assolutamente mentale, ragazzi, perché sembra sempre svogliato, sembra sempre che non ha voglia, è il suo talento che riesce a fargli creare qualcosa, ma per il resto nulla di che. E quindi secondo me Allegri ha fallito anche in questa cosa, perché questo era un obiettivo quest'anno per il Milan di Allegri. Rivalorizzare alcuni calciatori, tra cui principalmente Rafa Leao, perché tra l'altro Rafa Leao è uno dei pochi che
che avrebbe potuto far fare veramente cassa in estate per poi magari provare a ricostruire, perché uno come Rafa Leao, se lo valorizzi, se lo rivalorizzi, 70, 80, 100 milioni è capace che te li danno per andarselo a prendere. Ma come stanno i fatti, a meno che non succeda un miracolo, io non penso che ci sia una squadra sulla faccia della terra che voglia Rafa Leao, insomma, in queste condizioni, tendenzialmente. Vedendo quello che ha fatto in questi anni, cioè praticamente nulla. E quindi ragazzi, insomma, ripeto, il Milan di Allegri mi fa molto sorridere per tantissime motivazioni. E onestamente da sportivo non so cosa sperare, non so cosa aspettarmi. Cioè, quello che mi aspetto in realtà lo so, è che a meno di un miracolo io penso che il Milan arrivi in Europa League. Questo è il mio punto di vista. E onestamente lo meriterebbe per quello che ha fatto vedere in tutto il campionato, ragazzi, perché anche quando il Milan vinceva ma non ha mai convinto realmente. Che ne dicano tutti i media, insomma, italiani in generale, non ha mai, almeno a me non mi ha mai convinto realmente. Quindi per me il Milan non è una squadra quest'anno, per quello che ha fatto vedere, che merita la Champions. Poi, indubbiamente, mi rendo conto che tutti i tifosi milanisti si augurino che la Champions arrivi, perché comunque la Champions per le società italiane, comunque si chiamino le società italiane, è vitale per provare a costruire qualcosa. Ma ripeto, quello che mi aspetto è che il Milan arrivi tra il quinto e il sesto posto per come sta andando, perché la prossima andrà a Marassi e le partite a Marassi non sono mai facili. De Rossi, tra l'altro, sta facendo giocare veramente benissimo, sta facendo veramente giocare bene il Genoa. E gli altri hanno partite relativamente più semplici, tranne vabbè, la Roma, c'ha il derby, però insomma la Lazio quest'anno non è tantissima roba. Comunque ragazzi, volevo farvi queste piccole considerazioni sul Milan di Allegri, perché ho visto la partita di ieri e veramente, a parte la reazione d'orgoglio finale, che la partita è finita 3-2, ma per puro caso. La partita è finita 3-2 perché l'Atalanta ha mollato, alla fine pensate di averla tranquillamente già vinta. I giocatori del Milan hanno avuto uno scatto d'orgoglio e non sono riusciti a trovare il 3-1, e poi c'è stato l'episodio del rigore, quindi è finita 3-2, ma cioè se io fossi stato un tifoso del Milan ieri sera, il Milan avesse pareggiato 3-3, io mi sarei incazzato comunque, cioè io sarei stato incazzatissimo, perché per me comunque non se lo sarebbe meritato, cioè il 3-3 era totalmente immeritato per quanto riguarda il Milan. Quindi vedendo la partita di ieri, insomma, mi è venuta voglia di esprimermi questi pensieri e di farli sapere anche a voi. Comunque io, ripeto, Milan di Allegri al momento mi fa molto ridere, mi dispiace in realtà tantissimo per i tifosi milanisti, perché meriterebbero ben altro, considerando la società che tifano, ma veramente, 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 veramente ben altro. Però purtroppo, insomma, questo è quello che per il momento pare che secondo la società si meritino, insomma, i tifosi del Milan. Mi dispiace ragazzi, sicuramente verranno tempi migliori, il Milan sicuramente merita ben altri scenari, però al momento se arrivate in Champions sarà veramente un enorme, gigantesco miracolo.